Io bene. Sì, o sto a casa. Convigli. Mandi frus. O so i coprovi a fevelà con bete, come se non avesse altre maniere sparfalo. Ogni tanto mi domandi che sarebbe la vita se non avessi inventato la scrittura per comunicare, per mandarsi messaggi, email o letteris. Vonde, digli, ti pregi? Mi ormolà con questi sprovis. Come voi dentro e ho voi a scrivere un'email a Bete, così mi lei e mi risponde. Ieri va della giornata, pasarin un'eridade, con bravura io tal dis, la mia du parinti amis, tutti insieme in tecchia zuppe, ascoltarin une storiutte, conti giux e mustidi, ogni di si fa così, tut miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan, sta ferchiacchia la mamma, tut miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan, sta ferchiacchia la mamma, e non sta là lontan, sta ferchiacchia la mamma. Vigli, una email dai frus che non schialin di chiase, io dico. Mandi Daria, o so in prima elementare e mi plas tant imparà a scrivi. Ma c'è motisena su della scrittura. Mamma, Luca. Mandi Luca e mandi a due altri frus che a chiase. Sì, ovesi di sapere che tanti impindaur, i prinsoms a comunicavin con grandi svosadis, così. Oppure a impiavin fugs per mandare messaggi col fum. Une volte lis robis avvenivin contadis dome a vos. Al manchiave alc per fissare in te memorie tutto ciò che si contava. Alc cal restas a lung in tal tempo. E in che volte non esistevano imprese come che di cumò per mandare messaggi, email o per scrivere letteris. Pensai c'è memorie che bisognava avere per visarsi tutto. Dunque, gli uomini che hanno vivuto 3000 anni sin da ora hanno inventato una prime forme di scrittura. Ma sapete che facevano? Beh, adopravano grues sueis di argille fresche e foffe e parzore facevano disegni con alc con la ponte. Ma c'è che scrivevano non erano letteris, no. Ci di rappresentare tutto ciò che urcoventava. Poi dopo mettevano tutta suia sotto al sorelli. Pensai c'è fatture a portare tor libris di argile. C'è pesanza! A un certo punto, gli uomini si sono renduti conto che tutto ciò che facevano non bastava per rappresentare tutto ciò che urcoventava. E così hanno inventato simboli per rappresentare sons di paraulis che planca si sono trasformati in letteris. Letteris che dopo miliardi di anni si sono doprati per poter scrivere la lista delle spese. Oppure le email che mi mandai con gli autori di papà e mamme. O per scrivere libri con le jeis la sera, prima di là dormire. C'è biele
È importante invenzione che è la scrittura, no, fruz. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità. O volevo fare una dediche. Mandai a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e U. Oppure mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le avrai dovuto in trasmissione. Fasin un gioco. Se so buoni di contare tros con i nus che sono da questa immagine in 5 secondi. Pronti? Via! I con i nus sono 1, 2, 3. E tros già tutti sono. Pronti? Via! I giatuts sono 1, 2, 3, 4. Occhio come a contare lis rassutis. Pronti? Via! Lis rassutis sono 1, 2 e 3. E i chianus? Tre sono i chianus. Pronti? Via! I chianus sono 1, 2 e 3. Bravo nons! Tanti sconti son magis, culis fadis, culis tris, o cui orcui, o cui gurius. Io li sconti a altri fruts, culis gambis incrosadis, li sorelis ben spicciadis, ben sierade la bocchiute per ascoltare une storiute. Alfabet cence ni chiav ni chiavec. Conte chiavade di Il tesaur de letterature paifruz, edizione Art Graficis Furlanis e Clappe Culturali Aquilee. A aliere un agnul, dute luz e dut splendor, innunzia al popul sielt la vignude dal Signor. B aliere un bo, che ogni tanto al mungulave, par dismovi la vacchiute che dormive e rumiave. C aliere un camel, che non veve neanche un vizi, contenton il soparon di un nemal con tan giudizi. Chieu aliere un chian, che al veve non bastian, e che al mangiave anche pan, pur di sguarba la fam. D aliere un dolfin, mai strac di nadà, che neanche vie pegnot non si fermave a polsà. E aliere un elefant, con un nas proposetat, le sorelle smancul mal per salvare la dignità. F aliere une fade, tutte plene di lancur, che ci rive a tutte ignot che insuride di sosur. Ghi aliere une gotte di un spinella pendolon, che trimave di porone di fa basso un tombolon. Ghie aliere un ghial, sempre in spiete di chiantà, une volte calviodeve di lontan il di a cricà. Ache aliere un puarache, disperate e squintiat, perché che un trist squelar non lo veve ben trattat.
I aliere un incone, insomma un androne, la che olevia prea di fruttinculanone. I lung aliere un eur, col music tra il ros e il gris, li sorelis bielis drettis e il tanart un chiam di ris. Ele aliere un'elusigne che leve a tor di gnot e non saveve biade di vellus orrot. Eme aliere un mierli neri tanche il chialin, gialli il bec pluide polente, biel che nanche un pipin. Ene aliere un nanul che al viveva in un bosco, biel il nas, vonde la bocchie, dome un voli al veve l'osc. O aliere l'ombrene, che il pari di nene si parava il cerneli, se alpetava il soreli. P aliere un eplere, di plastiche nere, di scugnido pra, dome par travasà. Ere aliere un ricci, biel taront e dut spinos, nanche il chian non lo nasave, par non metti il nas in croos. Esse aliere un sclopon, dut un scrin di bon odor, une grande maravè di bielecce e di color. T aliere un tren, che altirave un sol vagon e che alleve ogni domenie di Gurizia a Monfalcon. U aliere une uve, che nessun voleve mangià, parce che tutti diseve che iere buine di folà. V aliere un vues, vonde bon e vonde grues, che nessun chiappave su, sol par non sgobassi giù. Z aliere un eggiare, plene sempre di bon vin, la che plaseve a tetà che il brut mostro di Tunin. Bat li smansa ciampe, fa su un saltadrete, bale chiante con vosuti ste sacchette. Vosutis te sacchette, vosutis te sacchette. Balinsi, li sues di autunno, balinsi, in picciu i cercli sa balinsi, cui miei piduts, a cori sempre cae là. L'arancion, vertice zaris e viotla, a sorras istantis, as volin col vint, che al soffle sempre fresc. Settembre, ottobre, novembre, a sorribaschi con no, anche dal nostri giardini, i fom sacressi in cae là, da urda l'arbulut, che il calè pluiat, ovvio tu nombre misteriose, la ombre dal più brav pittor calè, Bruno, il suo non ale. A calling you, gruesis giastinis, a crescenza, cocis grandonis, Et ai zeis, lis mentindutis, per fa une fiesta insieme. Settembre, ottobre, novembre, a sorribaschi con no, anche dal nostri giardini, i fom sacressi in cae là, da urda l'arbulut, che il calè pluiat, ovvio tu nombre misteriose, la ombre dal più brav pittor calè,
Fruz, come al tacche ghiti. Se soprons per divertirsi con i fumetti e le storie di stelle, volp, cocal, ors, ghiti, aquile e ruie. Con mamma e papà o podes là sul sito di Lengal www.ghiti.it. Uspiete un mondo fatto di cartoni animati, videos, giochi interattivi e letture. Budin. Hai fatto un budin bonbon. Parta bom? Puoi cercarlo? Non sono sicuro che ti piaci. Perché? Non vuoi tu condividi? O potresti anche farlo, ma non credo che ti piace in gli glans. A scuole. Alla fine, ho sono là da scuola e mi sono anche divertita. Guarda buon, talvevi di stelle, impara alle divertenti. Giusto, ho fatto matematiche, furlan, italiano. Allora divertinsi e studino anche mo'. No, come vonde? Vigli, voleresti tu imparare anche tu a scrivere per poter mandare un messaggio ai tuoi amici? C'è maraviglia. Sasto c'è che potresti fare? O potresti inventare l'alfabeto dai ghiacci? Noi sono belle idee. Vigli, ti fuma il chiav. Ben, ti lasci lavorare. Se tu diventi un gran scrittore, ti scrivi la storia delle nostre amicizie, così puoi lei le conoscere tutti gli altri del mondo. Mamma, Fruz. Ieri va della giornata, Vasari un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchi amici, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltare une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontano.